la parola a Biagio Scillia. Grazie a tutti voi per questo momento di confronto, quale infatti migliore occasione per ribadire i principi e valori dell'autonomia. Ritengo che il principio cardine sul quale si sia basata la nostra condivisione politica sia l'attaccamento alla nostra terra, la volontà di autonomia del nostro territorio e di autonomia del popolo meridionale. Avere un'ideologia radicata e condivisa ritengo che sia ormai una condizione imprescindibile per creare uno spirito di appartenenza riconosciuto da tutti. Un'accusa infatti che spesso mi sento rivolgere in quanto proselita del Movimento per l'Autonomia è quello di appartenere ad un movimento infedele ad un movimento infedele alla propria identità. Questo perché è nato come forza di centrodestra, governa poi con il centrosinistra o con parte del centrodestra e del centrosinistra. Vedete, io penso che quello che da taluni è considerato il tallone politico del Movimento per l'Autonomia è invece, secondo la mia posizione, un principio lodevole che il Presidente Lombardo è riuscito a far valere. Per una volta infatti la politica non si è servita dell'ideologia di tutti quei soggetti, dell'ideologia per accaparrarsi i consensi elettorali, di tutti quei soggetti, scusatemi, che seppur delusi dalle azioni rimangono però fedeli alle idee, ma è stata proprio l'ideologia libera e autonomista del Presidente Lombardo che si è invece servita dei partiti per raggiungere gli scopi degli elettori. Sotto questo punto di vista, allora, l'azione del Presidente si innesca in un processo che restituisce valore all'ideologia, ancorandola però al sentimento di attaccamento alla nostra terra e alla volontà di restituire autodeterminazione al popolo meridionale. Questa è allora la nostra ideologia, quella di dare autonomia al popolo meridionale, quella di restituire adesso i valori del lavoro, della legalità, dello sviluppo e della modernità. Lo sviluppo però del Mezzogiorno non può non passare anche da una reale presa di coscienza dello stato in cui ci troviamo e delle cause che lo hanno generato. Il risultato di un'azione, vedete, non può essere vista a prescindere dalle condizioni di partenza. Con questo voglio dire che il governo lombardo magari non ha risolto il problema della sanità, ma lo ha affrontato e lo ha ridimensionato nella sua portata, perché se un buco economico da 750 milioni di euro dopo appena 2 anni si riduce di 2/3, allora consentitemi di dire che qualche cosa è stata fatta. Ma non voglio entrare però nel merito di specifiche tematiche. Ciò che mi interessa è che oggi sia chiara è la prospettiva dei nostri principi, perché solamente partendo da essi possiamo fissare obiettivi importanti e primo fra tutti ovviamente anche il mantenimento del governo regionale che ci permetterà di implementare quanto fino ad oggi fatto e di realizzare lo sviluppo e la modernità del Sud. Scusami. Abbiamo alle spalle quello che mi piace definire come un progetto pilota di quello che è oggi il volto della politica. Infine ritengo che appare necessario sviluppare un'identità che ormai sia in grado di superare i confini regionali e di cavalcare quel cambiamento in cui tutti possono riconoscersi pur rimanendo ancorati alle proprie ideologie. Grazie.